500 studenti, 10 istituti alberghieri da Venezia a Cortina d'Ampezzo, da Verona a Vittorio Veneto, da Montagnana a Trecenta. È il progetto Tavola Blu realizzato grazie all'assessorato alla pesca della Regione Veneto, che ha creduto nella necessità di promuovere le varietà ittiche autoctone meno conosciute al fine di valorizzarle e diffonderne l'utilizzo. Nel momento in cui ci apprestiamo a governare un territorio come quello acqueo che produce ma è anche molto in crisi, ci deve essere una grande formazione, una grande professionalità, una visione strategica che consenta la sostenibilità anche nella gestione ittica. Tavola Blu permette così di promuovere specialità ittiche come pagello, palamita, pesce sciabola, tonnetto, che i giovani studenti degli istituti alberghieri saranno chiamati a conoscere e a utilizzare in un'ottica di sostenibilità ambientale, mostrando ai futuri chef e manager della ristorazione che l'unione tra creatività e sostenibilità nell'uso delle risorse del mare sono una possibile chiave di successo. Economicamente il turismo è una voce importantissima, come dico sempre la Regione Veneto fa oltre 65 milioni di presenze all'anno, il terzo motivo per cui si sceglie il Veneto è l'enogastronomia, quindi questi diventano i veri ambasciatori rispetto a tutti i cittadini del mondo che vengono a Venezia e che vengono in Veneto per conoscere non solamente le nostre specie ittiche ma anche il nostro ambiente, il nostro paesaggio che deve essere di primo livello.